te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. I carabinieri di Udine hanno arrestato un uomo di 26 anni, ghanese, residente nella provincia friulana, che dopo essere stato notato con fare sospetto nei pressi di una gioielleria, ha aggredito i militari che gli avevano chiesto di identificarsi. L'episodio risale al pomeriggio di ieri nel capoluogo friulano. L'uomo pregiudicato sarà giudicato per direttissima. La squadra mobile della Questura di Pordenone, in collaborazione con la Polizia olandese e la Direzione Centrale del Servizio di Cooperazione di Polizia Europol, ha arrestato un pericoloso latitante che deve scontare oltre 16 anni di reclusione in Italia. In manetta è finito Raymond Persia, 34 anni, di origine albanese, ricercato per traffico di droga, violazione della legge sulle armi e altri reati. L'uomo è stato trovato nei pressi dell'aeroporto di Schiphol. Primo appuntamento al Caffè San Marco di Mittel Incontri, conversazioni con i protagonisti del festival a cura di Roberto Canziani. 20 anni dopo quasi, con Ivica Bulian, regista di Una tomba per Boris Davidovic. Le parole del direttore artistico di Mittelfest 2014, Franco Calabrese. Oggi iniziamo la serie di incontri al Caffè San Marco, diciamo un caffè letterario, un caffè con gli artisti, un caffè con i registi. Apre questo ciclo Ivica Bulian, il regista che ha debuttato ieri sera qui al Teatro Ristori con il suo lavoro tratto dallo scrittore Danilo Kish e dedicato appunto a Boris Davidovic, uno spaccato di vita culturale della Jugoslavia sotto il regime di Tito. Interessante questa apertura di Mittelfest, questa connotazione internazionale fortissima, non soltanto nei confronti dei paesi della ex Jugoslavia, come il teatro di Lubiana, come il teatro di Zagabria. La produzione di ieri sera era addirittura serbo-sloveno-croata. Questo fa parte un po' del DNA di Mittelfest, ma un'internazionalità che pesca, ad esempio nei prossimi appuntamenti, dalla Cecoslovacchia, perché il quartetto con pianoforte Josef Suk di Praga, oppure lo spettacolo di questa sera, il balletto, che più che balletto è un musical, il Luz Collective di Graz, che sta provando in questo momento proprio in Piazza Grande, quindi forse state sentendo anche i suoni, le sovrapposizioni. È una specie di appunto musical, una rilettura dell'Antico Testamento fatta da una compagnia di giovanissimi attori, ballerini e musicisti che vengono dalla città di Graz e che sono stati pluripremiati dall'Austria in una composizione di commissioni varie provenienti da molti festival. Ha tenuto banco in queste ultime settimane la trattativa su una possibile cessione di Scuffet all'Atletico Madrid. C'è stata una sollevazione da parte dei tifosi che vedono in Scuffet quello che rappresenta un pochino l'anima, lo spirito del friulano. Del resto, dopo tanti anni il Friuli riesce ad esprimere un talento così importante come Simone Scuffet. Non ha gradito la società alcuni interventi che sono arrivati sui media nazionali, attraverso i giornali, dove si dava quasi per scontata la trattativa tra le
le due società e che poi non è andata a buon fine per il parere negativo dello stesso giocatore. Ecco, per dirimere questa situazione c'è stata quest'oggi una conferenza stampa indetta dall'Udinese Calcio, alla quale hanno partecipato lo stesso giocatore, il direttore sportivo Cristiano Giarretta, che noi alla fine abbiamo ascoltato. Ecco, cerchiamo di chiarire la situazione attraverso le parole del direttore sportivo. Sì, esatto, sembrava tutto fatto, chiuso l'accordo eccetera, e sembrava che solamente il volere della famiglia di Simone avesse fatto saltare tutto quanto l'accordo, e ho tenuto a precisare che non è stato proprio così, ma non è mai così. Le trattative vengono fatte e impostate nel momento in cui c'è l'interessamento da parte di qualcuno, che allora si avvicina alla società e al giocatore e comincia una sorta di trattativa. Ma da qui a pensare che noi avessimo già chiuso, assolutamente, è importante per noi, è molto importante per noi condividere un certo percorso, una certa opportunità insieme al ragazzo, perché sono scelte comunque importanti, talvolta di vita, e così abbiamo fatto anche con Simone, abbiamo fatto con gli altri tesserati, lo faremo sempre in futuro. Ecco, seguendo un pochino quella che è la prassi dell'Udinese, cioè quella di valorizzare prima un giocatore, poi magari di cederlo a piazze più importanti. Certamente sì, il valore che si crea del giocatore è solamente una conseguenza di un duro lavoro fatto dietro in tanti anni di lavoro, perché dietro la valorizzazione di un giocatore spesso c'è un programma minimo di 3 anni con tanta dispersione di forza, di energie, di idee, oltre che di denaro. E anche per Simone ovviamente la scelta è stata condivisa, gli è stata presentata un'opportunità, ripeto, di vita anche importante. In questo momento prendiamo atto della sua voglia professionale di continuare a lavorare giocare per l'Udinese, ne prendiamo atto e siamo molto orgogliosi di questo. Una curiosità, mi scusi, ma se Scuffetti effettivamente fosse stato ceduto, forse vi avrebbe risolto qualche problemino, perché vi trovate adesso 3 portieri forti e sappiamo che quando uno non gioca poi magari può creare qualche problema. Ma diciamo che è un problema che non mi pongo, perché Scuffetta non è stato ceduto, quindi se vogliamo parlare di problema, che è un bel problema il fatto di avere comunque 3 o 4 portieri di alto livello, per noi è un problema tra virgolette, perché ce lo teniamo comunque stretto, un motivo in più per scegliere l'eccellenza in campo domenicalmente, e quindi non lo vediamo come un problema. Poi Meret, che noi abbiamo seguito, insomma è una gran bella risorsa. Sì, ma anche lui deve fare il suo percorso, è un ragazzo del 97, quindi cerchiamo di non fargli bruciare le tappe. Non è facile, come avete visto, bruciare le tappe. Simone Scuffetta ne è un esempio, però sicuramente ha delle grandissime qualità anche Meret. Si legge che da Roma siano arrivati dei quattrini, delle risorse dalla regione alla provincia per cercare di mettere a norma gli istituti scolastici della provincia, della provincia. Nel senso che da Roma il governo, attraverso la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, ci ha comunicato di averci finanziato due piccoli interventi, uno di 200.000 euro e uno di 80.000 euro, in 2 istituti dei 70 istituti che la provincia ha in mano. La richiesta che aveva fatto era di circa 14 milioni di euro, quindi noi stiamo parlando di interventi radicali, una zona sismica, perché, ripeto, qui nella città di Udine in particolare abbiamo edifici scolastici costruiti negli anni 50 che non hanno rispettato le norme sismiche, perché quella volta non c'erano ancora, però la risposta è stata molto molto piccola rispetto all'esigenza che abbiamo. Rimane il fatto che comunque voi con i vostri soldi potreste comunque fare questi interventi, è vero? Sì, c'è anche questo aspetto che abbiamo segnalato sempre a Roma: toglierci dal patto di stabilità l'edilizia scolastica. Noi i soldi li abbiamo, perché in cassa abbiamo più di 50 milioni di euro, ripeto ai telespettatori, la provincia ha 50 milioni di euro che sono bloccati perché in base al patto di stabilità non possiamo spenderli, non possiamo utilizzarli. Quindi siamo in una situazione incredibile e la gente è in crisi, la gente perde il posto di lavoro, le imprese non assumono e licenziano o mettono in cassa integrazione coloro che sono dipendenti. È una situazione incredibile quella che stiamo vivendo, però è una situazione tragica che sta portando a difficoltà pesanti per chi vuole lavorare, per chi ha bisogno di un reddito per poter mantenere la propria famiglia e anche mantenersi. Allora cerchiamo di dare un aiuto a queste realtà utilizzando i soldi che sono in cassa, che sono fermi nel cassetto e che non possiamo utilizzare. Recentemente l'assessore Del Torre si è espresso in questo modo: i vigili urbani, la polizia locale dunque non più
tanto negli uffici, ma più sulle strade per la sicurezza della gente. Era questo il significato della sua esposizione? Dunque, il significato è più complesso, nel senso che ci sono molte attività che la polizia locale deve svolgere dal punto di vista amministrativo, cioè atti, carte, le cosiddette carte, e che per le quali deve restare in parte del suo tempo in ufficio. Allora, quello che stiamo cercando di fare e che verrà fatto, spero, entro la fine di luglio, stiamo adesso definendo i dettagli, è quello di spostare ulteriore personale amministrativo o tecnico, quindi geometri, funzionari amministrativi, alla polizia locale, in modo tale che le carte vengano gestite da chi dovrebbe gestire carte, mentre invece per liberare di parte del tempo il personale in divisa e quindi per poter potenziare il personale in strada. Questo naturalmente è un processo che passa per lo spostamento di personale da un lato, ma anche per la riorganizzazione delle attività degli uffici della polizia locale, su cui il comandante sta lavorando. Quindi non è nulla ancora di definito, è una linea di lavoro che però spero si concluderà entro breve. Questo può anche voler dire effettivamente essere più sulle strade, vuol dire più sicurezza, più tranquillità per la gente, più il traffico normalizzato, no? Certo, questo è sicuramente lo scopo, quello di avere più personale sulla strada e quindi con una maggiore attenzione, ma non solo al traffico, perché molte sono le competenze della polizia locale, anche dal punto di vista del commercio, del controllo del commercio, del controllo di tante, dell'ambiente, di tante attività. Per dire, anche se ne parla molto. Anche gli accattoni che sono una questione calda in questi giorni, quindi molte sono le attività che molto spesso i nostri vigili non sempre riescono a fare in maniera migliore, perché il personale è limitato e quindi in questo modo si cerca, senza assumere nuovo personale, cosa che con i bilanci di questi tempi è difficile, si cerca di potenziare comunque il servizio e quindi potenziare il personale in strada, magari per una parte del tempo quantomeno, ma insomma questa è la direzione su cui stiamo lavorando. I tesserini compilati in modo non preciso possono costare caro ai cacciatori, multe salatissime per voi, che richiedete l'intervento della Giunta per cercare di arginare il fenomeno, considerando che molti cacciatori sono anche persone anziane. Quello che chiediamo è che la normativa attualmente esistente venga applicata in modo corretto. La legge 6 regionale, che è quella che disciplina l'attività venatoria e che è quella che prevede il tesserino come documento che deve essere compilato per andare a caccia, abbia validità annuale. Dopodiché i cacciatori lo restituiscono alla fine dell'anno, è un'autorizzazione che scade, lo restituiscono. Controlli fatti a 3 anni di distanza rispetto al momento della restituzione non possono né garantire che i segni che ci sono su quel tesserino siano quelli originariamente posti, non consentono alcun tipo di difesa, perché a 3 anni di distanza è difficile per chiunque ricordarsi se quel giorno ha effettuato o non ha effettuato un'uscita di caccia, e poi perché molte delle segnature che il tesserino regionale prevede sono sovrabbondanti rispetto a ciò che prevede la normativa nazionale. Quindi se la normativa nazionale prevede che devi indicare l'uscita, il capo abbattuto e le quantità, ed è un'operazione molto semplice di segnatura, il tesserino regionale, così come è stato compilato, è estremamente complesso, per cui ha anche degli spazi che si rendono interpretabili, e su quelle interpretazioni moltissime persone, soprattutto quelle anziane, avranno sicuramente commesso degli errori. Poi c'è un effetto moltiplicatore, per cui se ogni crocetta malposta, cioè posizionata nello spazio sbagliato, è un errore che viene ripetuto durante tutta la stagione venatoria, è evidente che la sanzione assume una misura sproporzionata. La richiesta che noi facciamo alla Giunta e al Consiglio regionale, al legislatore, è quello di creare un'interpretazione autentica della norma sul tesserino regionale, stabilisca qual è l'efficacia definitiva, cioè la scadenza dell'anno. Quel documento non può più essere utilizzato per nessun tipo di controllo, e tutti i controlli possibili devono essere fatti durante l'esercizio dell'attività venatoria e la vigenza di quello stesso tesserino, di quell'autorizzazione. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per mercoledì 23 luglio. Evoluzione in parte incerta. Probabilmente di primo mattino avremo cielo in prevalenza nuvoloso su pianura, coste e sulle Giulie, con la possibilità di qualche debole pioggia locale. Sulle altre zone cielo poco nuvoloso variabile.
In mattinata o dal primo pomeriggio prevarranno le schiarite, ma in seguito sarà possibile qualche isolata pioggia o temporale, più probabile in Carnia, non esclusa anche su altre zone. Sulla costa soffierà Borino. Te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima Adunata Nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della Dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.